Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura alla cronaca apparteneva a una cellula ISIS di Daesh attiva in Tunisia, impegnata in progettualità ostili da compiere con ordigni esplosivi. È stato rintracciato in Italia al centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo, un cittadino tunisino di 25 anni che è stato arrestato al CPR dal personale della Digos di Venezia e Gorizia, coordinato dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione. Lo straniero era collocato da oltre un mese nel centro di permanenza isontino in attesa di essere espulso perché rintracciato sul territorio italiano all'indomani della diffusione da parte del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione Interpol, del suo nominativo quale sospetto membro dell'ISIS intenzionato a raggiungere altri paesi europei passando per la nostra penisola. Al rintraccio del 25enne in Italia si era giunti dopo una complessa attività investigativa che, ricostruendo l'itinerario seguito dopo la sua partenza dalla Tunisia, aveva permesso di individuarlo in provincia di Venezia, zona raggiunta dopo essere sbarcato a Lampedusa il 16 settembre scorso con un nome diverso. Dopo la convalida dell'arresto da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Trieste, lo straniero ora è in attesa della decisione sull'estradizione. E proprio sull'arresto effettuato a Gradisca è intervenuto il deputato di Fratelli d'Italia, Walter Rizzetto, che chiede più controlli ai confini lungo la rotta balcanica. E ora che la ministra dell'Interno Lamorgese accolga le nostre richieste, ha spiegato l'onorevole, bisogna urgentemente accertare se il tunisino arrestato in Friuli Venezia Giulia siano state in contatto altre cellule dell'ISIS. Inoltre, ha proseguito Rizzetto, ricordo al ministro Lamorgese che siamo in pandemia e ciò richiede un estremo rigore nel bloccare al confine i clandestini, anche per ovvi motivi sanitari. Non è possibile, ha concluso, che tanti immigrati riescano ad entrare agevolmente in Italia dalla rotta balcanica e tra questi anche pericolosi terroristi. Cambiamo argomento. Disinfestavano dagli insetti gli stabilimenti mentre i prosciutti di San Daniele DOP erano in fase di lavorazione o di stagionatura. Il NAS di Udine ha sospeso immediatamente le attività di 2 prosciuttifici e denunciato 3 persone per frode in commercio. Avevano eseguito più volte la disinfestazione da insetti, in particolare da mosche, in 2 stabilimenti di prosciutto di San Daniele DOP, senza prima togliere i prosciutti dagli ambienti di conservazione e di stagionatura. La pratica, da quanto emerso da un'indagine svolta dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e salute di Udine, veniva svolta con regolarità da diversi anni, con emissione quindi sul mercato di prosciutti venuti a contatto con trattamenti disinfestanti anche durante la fase di stagionatura. Gli uomini del capitano Fabio Gentilini hanno eseguito una serie di indagini di iniziativa coordinate dalla Procura della Repubblica di Udine che hanno portato al blocco dei 2 stabilimenti lunedì mattina, uno con sede a San Daniele del Friuli e uno con sede in Carnia. Denunciati per frode in commercio il titolare, il direttore degli stabilimenti e il responsabile della ditta che ha eseguito le disinfestazioni. Sono state bloccate anche diverse partite di prodotti interessate dai trattamenti per impedirne la loro immissione in commercio. Il blocco servirà per indagare ulteriormente sulla presenza di questo salume sul mercato e nei 2 stabilimenti, che danno occupazione ciascuno a una dozzina di persone. 40 anni di carcere complessivi per i 2 imputati per l'omicidio del 24enne afghano che nel 2020 fu ferito mortalmente al capo con un colpo di pistola nei campi di Mortegliano. Lo ha deciso la Corte d'Assise di Udine, scontato il ricorso in appello delle difese. 40 anni di reclusione in tutto, 24 per Raimondo Raiola e 16 per l'honduregno Giorgio Wilfredo Martinez. È la sentenza della Corte d'Assise di Udine presieduta da Paolo Alessio Verni per l'omicidio di Ramani Zazai. Il 24enne afghano era stato ferito al capo con un colpo di pistola il 6 giugno 2020 nella campagna di Mortegliano al termine di una rapina per droga finita male ed era deceduto 2 giorni dopo in ospedale. Il verdetto è arrivato ieri alle 21:30 al termine di un'udienza cominciata 12 ore prima. Una condanna superiore a quanto domandato dal PM Elena Torresin, 18 anni per Raiola e 15 per Martinez per omicidio volontario e concorso in omicidio volontario in continuazione con il reato di rapina. La pubblica accusa, infatti, aveva chiesto la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, visto l'atteggiamento collaborativo subito dimostrato dai condannati in fase di indagine. La Corte però ha riconosciuto l'equivalenza di aggravanti e attenuanti.
Scontato il ricorso in appello delle difese, il legale di Raiola, l'avvocato Massimo Cescutti, aveva infatti chiesto la derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale, insistendo sulla non volontarietà del colpo mortale. L'avvocato Giovanni Donazzolo, difensore di Martinez, che ieri, durante la requisitoria del PM, era stato colto da un attacco di panico, aveva domandato l'assoluzione dall'accusa di concorso in omicidio. Infine, il risarcimento, quantificato dal rappresentante della famiglia Zazzai in oltre 1.400.000 euro, sarà stabilito in sede civile. Parliamo ora della pandemia. Il Friuli Venezia Giulia è terza in Italia per incidenza di casi Covid. Tutte e quattro le province superano i 150 casi per 100.000 abitanti. La nostra regione è inoltre fanalino di coda per somministrazione di terze dosi di vaccino, con 10 punti di scarto rispetto alla media nazionale. Con 586 casi ogni 100.000 abitanti, il Friuli Venezia Giulia è, dopo la provincia autonoma di Bolzano e il Veneto, la terza regione italiana con la maggiore incidenza di Covid. La situazione risulta in peggioramento rispetto alla scorsa settimana. I casi in 7 giorni sono aumentati dell'8%. I posti letto Covid sono occupati al 23% in area medica e al 14% in terapia intensiva, entrambi sopra soglia critica. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. Tutte e quattro le province della nostra regione superano i 150 casi ogni 100.000 abitanti. Trieste 635, il dato più alto a livello nazionale, Gorizia 496, Pordenone 252 e Udine 219. L'incidenza settimanale dei casi è uno dei 3 parametri, insieme alla percentuale dei posti letto occupati in area medica, in terapia intensiva, che determinano il passaggio di colore delle regioni. Il Friuli Venezia Giulia intanto si avvicina alla media nazionale per percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale, 76 qui contro il 77%. Per quanto riguarda la terza dose, invece, siamo fanalino di coda in Italia, con il 21,6% di copertura rispetto alla media nazionale del 31,8%. Gimbe segnala come nella settimana tra il 24 e il 30 novembre siano decollate le terze dosi nel nostro paese, più 52,5% rispetto alla settimana precedente. Negli ultimi 7 giorni in Italia sono state somministrate quotidianamente oltre 306.000 dosi di vaccino, pari complessivamente a oltre 1,9 milioni. Leggi più semplici, senza doppioni e con meno costi sono i temi portati a Bruxelles attraverso il Comitato delle Regioni, di cui è componente il Presidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che ha redatto il documento. Un'attività legislativa più snella, in grado di ottimizzare i costi e accrescere l'efficacia diretta sul territorio in stretta connessione con la scienza. È questo l'obiettivo che il Presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, nuovo componente dell'ufficio di presidenza del Comitato delle Regioni, ha evidenziato nel rapporto sulla Better Regulation, legiferare meglio, presentato a Bruxelles in occasione dell'assemblea plenaria del CDR, che lo ha approvato, indirizzandolo ora alla Commissione europea. Il parere parte dalle esigenze delle nostre comunità, quindi di una legislazione che sia comprensibile, attuabile e che sia immediatamente porti dei frutti immediati per la comunità. E per questo l'esempio che si può fare è che quando si fa una legge bisogna eliminarle quelle inutili o quelle su cui la legge già interviene. E dall'altra parte è fondamentale che quando immaginiamo un processo legislativo ci poniamo i problemi di quali siano i costi che questa legge produce sulle famiglie, sulle comunità e sulle imprese. E nel nostro parere abbiamo detto che questa fase di monitoraggio sui costi debba essere fatta in fase propedeutica, quando la legge viene immaginata. Questo è il parere che il Comitato delle Regioni porterà alla Commissione ed è insomma un parere che nasce da una piccola regione a nord-est dell'Italia di cui sono presidente, di cui sono molto fiero. L'auspicio ora è che da parte dell'Europa arrivi un monitoraggio bidirezionale continuo a beneficio delle azioni che la Commissione UE dovrà intraprendere. È stato inaugurato ieri sera uno dei principali stadi del prossimo Mondiale di calcio in Qatar, l'Al Bayt. A realizzare l'avveniristica copertura mobile dell'impianto da 65.000 posti è stata la pordenonese Cimolai. Sarà uno dei principali teatri della prossima Coppa del Mondo di calcio in programma nel 2022 in Qatar e porta anche una firma friulana. L'Al Bayt Stadium, appena inaugurato con la sfida dell'Arab Cup tra Qatar e Bahrain, è stato costruito in joint venture da un pool di imprese, tra cui la pordenonese Cimolai, che ha realizzato e montato le gradinate superiori, le membrane e l'intera copertura mobile in acciaio.
L'impianto, nella città di Al-Khor, a nord di Doha, si estende su una superficie di circa 200.000 metri quadrati per 320 metri di lunghezza, 280 di larghezza e 73 d'altezza e può contenere fino a 65.000 posti a sedere. La copertura mobile Made in Cimolai è certamente, per dimensioni e ricercatezza, la componente più avveniristica dell'intero progetto, caratterizzata da un tetto largo 100 metri e lungo 160, che si apre e si chiude in due metà verso il centro del campo in circa 20 minuti grazie a sofisticati meccanismi. Inoltre il tetto può anche essere traslato totalmente verso nord per favorire una maggiore penetrazione del sole e consentire una contestuale illuminazione del manto erboso. Per costruire l'intera struttura, la Cimolai ha impiegato oltre 30.000 tonnellate in acciaio, realizzando principalmente tubi negli stabilimenti di San Giorgio di Nogaro, Monfalcone, Polcenigo e Roveredo in Piano. I tubi e le altre componenti sono poi state trasportate in Qatar, principalmente via mare, partendo dai porti di Monfalcone e di San Giorgio di Nogaro. Nei 5 anni di lavoro in Qatar, a partire dal 2016, Cimolai ha coinvolto 450 persone, tra ingegneri, supervisori e tecnici specializzati in climbing, impiegati nelle varie fasi di trasformazione, montaggio e completamento dell'opera. La speranza è che nell'impianto possa giocarci anche l'Italia di Mancini, ancora in cerca del pass per i mondiali. Giovani protagonisti della tutela ambientale, è stato illustrato un progetto realizzato dagli studenti dell'Isis Mattei di Latisana Lignano, un robot per monitorare lo stato delle acque della laguna di Marano. Un progetto che unisce importanti esperienze e professionalità per gli studenti insieme alla conoscenza del proprio territorio e lo sviluppo sostenibile dello stesso. Sono le parole della consigliera regionale Maddalena Spagnolo, spese in occasione della presentazione del progetto The Earth Hunter, sviluppato dall'Isis Enrico Mattei di Latisana Lignano Sabbiadoro. Si tratta di droni marini subacquei in grado di monitorare lo stato delle acque della laguna di Marano. Alla presentazione sono intervenuti tra gli altri il presidente della regione Massimiliano Federici e i sindaci di Latisana, Lignano Sabbiadoro e Marano Lagunare. I giovani stanno dimostrando attenzione alla tutela dell'ecosistema, ha evidenziato Federica, e grande senso di responsabilità. Il loro apporto è fondamentale per guardare ad un futuro basato sulla sostenibilità ambientale, ma anche sotto il profilo socio-economico, partendo dalla comunità locale. Il progetto è stato giudicato come il migliore tra quelli presentati ad un concorso europeo lanciato dall'iniziativa centroeuropea assieme all'iniziativa Adriatico-Ionica. La regione ha destinato alla scuola un premio speciale di 20.000 euro, somma che l'istituto utilizzerà per realizzare materialmente il robot, con l'obiettivo di presentarlo ai comuni coinvolti la prossima primavera. Chiudiamo il telegiornale con una bella notizia. Dopo un anno di stop, nel fine settimana tornerà accessibile al pubblico l'atteso presepe di sabbia di Lignano Sabbiadoro, di cui vi mostriamo in anteprima alcune immagini. La Natività conta 600 metri quadrati di superficie espositiva ed è stata realizzata con 400 metri cubi di sabbia all'interno della tensostruttura allestita in prossimità della terrazza a mare. La sacra rappresentazione, giunta alla 18ª edizione, in fase di ultimazione, ma sarà terminata entro sabato prossimo 4 dicembre. 5 gli artisti che hanno lavorato per 41 giorni consecutivi all'opera intitolata Come l'uom s'etterna, nome tratto dal 17° canto del Paradiso di Dante. Ed era questa l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Tra poco l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento di giornata.